Il Veneto è la seconda regione più cementificata d'Italia dopo la Lombardia. Occorre invertire la tendenza. Contro il consumo di territorio si scaglia la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione, Alessandra Moretti, che dati dell'Istituto Nazionale di Urbanistica alla mano sottolinea come dal 1983 al 2016 l'erosione di suolo agricolo abbia raggiunto gli oltre 33.000 ettari, quasi 60.000 campi da calcio, pari all'1,8% della superficie regionale. Occorre applicare il cosiddetto principio delle 3 R, aggiunge Moretti: ricostruzione, riqualificazione e rigenerazione. Non ha senso aggiungere ulteriori aree urbanizzate e pavimentate. Già oggi i terreni non sono più in grado di assorbire le bombe d'acqua che sempre più spesso si abbattono sul nostro territorio. Non aiutano l'agricoltura neppure gli ingenti ritardi, così li definisce la candidata del Partito Democratico, accumulati per l'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, attualmente ancora in fase di approvazione da parte della Commissione europea. Per superare questo impasse ed evitare che gli agricoltori perdano i finanziamenti, Moretti suggerisce l'apertura dei bandi su base annua, da attuare in stretta collaborazione tra Regione e categorie economiche.